Cara comare Penetta, le cose stanno indo veramente male per la mia famiglia. Ma tu non t'abbattere, che prima o poi le cose hanno a cangiare. Gne come, se il povero marito mio travaglia dalla mattina alla sera senza riposare se tanticchia. Se non fosse stato per la proprietà che nella staro le masoggere e che non mi venuto, a stura le debite, vorranno stato lo doppio di che giocavimo. Per davvero quanta proprietà che te la staro le tue soggere. E ora mi resta solo sta casa. E ci ammo avanti facendo debite. Non sapimmo più quando grana a mandare alla banca. A ce ne vanno grana per campare 5 figlie, compreso di vezzi e di caprecci, come tutte le carrozze moderne. Per tutte è la stessa storia, cara comare Carmela. Perché tu mi dai tutte queste debiti, No, per fortuna, io parlava delle figlie, che ormai tutti crescono, capricciosi, viziosi e maleducati. Sì, è perché io non mi posso lamentare. Le mie figlie sono ubbidienti e ne rispettano. Meschene, non domandano mai niente. Se non fosse per suo padre che proie sempre. Avere figli a così oggi è una fortuna. E per le tempe che corrono, è una fortuna essere sfortunata come a mia. Ma di come sto parlando? Pare che aveste avere 10 figli. O 10 o uno, lo discorso è sempre lo stesso. Sì, ma tu non hai manco uno. Ma io facevo lo discorso in generale, che se io avessi avuto figli di questa maniera, maleducati e capricciosi, meglio che non nappe. Non varrà così, t'avessi adeguata alla situazione. Le figlie comunque sono pizze di cuore, o tento buone su sangue tua, e ci dassi tu la vita per vedere felici. Competenza con me. Io le figlie le voleva. Fu mamaretto che non ne sappe fare. Ma tu lo provasti qualche rimedio? Ah, com'è? Ma vergogno fino a teretello. Fece la prova anche con mio compare. Provasti con tuo compare? E tuo marito lo sape? E certo. E acconsentì alla prova che facesti con tuo compare? Non solo. Ci toccava fino a essere presente, perché sola mi scandava. Come mamma retto fine di fare tutte cose, pagamma compare per stare se moto. Beh, già, ma che stai sentendo? E tu marito questo moderno si piglia le corna davanti a tia. La corla, cara comare, la corla, no le corna. Si piglia una corla quando una casa. Come ma compare fine di serbre a mia? C'è dessa mamareto che voleva fare le prove anche in capaieggio. Provami con tuo marito. Sì, meschino. Ma che lavora a fare tuo marito lo figlio? Ma certo, aveva a vedere di non veniva lo danno. Sì, ma noi siamo le femmine che le facciamo le figlie, non le mascole. Per virtù dello Spirito Santo, non ci vuole lo mascolo insieme a noi. Prima ma compare fece le prove in capo a mia e gli è tutto bene. Poi fece le prove in capo a mamareto e c'è una cosa lunga così si struppia tutto. E tuo marito si fece fare tutte queste cose? E che aveva a fare, meschino? Come senta così, per manco sapere leggere e scrivere, mamareto paga a ma compare dicendo se di storie se moto, senza dello ne annoggio che lo danno veniva dentro e se ne scappa. Ma scusare, ma sto tuo compare che si è passato tutti sti piaceri a cui è? Ma compare Girolamo che gioca fa l'analisi. Ah, sta parlando di tuo compare lo dottore. E che ti pareva? Prima fece l'analisi a mia e gli tutto bene. Poi fece l'analisi a mamareto e ci disse che era meglio che ci levava mano e testa. Meschino, non sa che dolore che provava. Lo provava. Come senta così? Mamareto pagamma compare dicendosi di stare se moto, senza dell'annoggio che lo danno veniva dentro. E invece fece finta di non capire niente, cara comare, e me ne scappai un'idea. Buono faceste la comare. Come vedi, le sacrifici si fanno sempre per le figlie, o vinno o non vinno. Ma a proposito dei figli, se venno o non menno, quando viene tua figlia Grazia dello viaggio di nozze? S'arre campava a San Narsira, si fece un mese di viaggio di nozze. Sì, tutto questo tempo. Le carrozze si faranno a divertere, la gioia di mia figlia non si aveva a riposare. Ma senza che travaglia. Ma ti è parso un mese, ti parso non è un mese di preparate per il matrimonio. Tu ennero a me, che travaglio fa? Meschino lo va cercando.
Io è sfortunato. Ogni volta che lo sto per trovare ci scappa l'occasione. Incompetenza con me, non è che è Edro che scappa dell'occasione. Incompetenza con Maia come dici tu. Ma che verremo a fare? Ma figlia se lo posso maritare per forza. E suo padre, per non la fare soffrire, acconsentì allo matrimonio. Si carica in capo le spade e le spese dello matrimonio e dello viaggio di nozze. Ma almeno lo viaggio lo potevano accorzare. E tu pensi che mamma Reto ci levava lo piacere a sua figlia di fare su un viaggio di nozze per come si deve? Che Edro si ipotecava fino all'ultimo paro di pantalona caiato. Che compare nobile caiaio. Andiamo a considerare fortunate con me, che sto maiennero a 50 km di caiava in una casa vacante di sua madre, ci stare, se no se debite, erano medenna nostre. Invece Emanuela che dice? Erano piccoli 5 figli che avevo e ci mancava perfino la trovatella. Ora con magno essere pesante, Manuela vidi che non è una trovatella. Con sua madre vidi che eravamo cumuli sure e stavamo portando in mezzo. Mischina mi contava tutte le guai che ci faceva l'umareto. Appena si ammalò prima di morire, mi raccomandò di pensare a Manuela. Come morì Idra, mischina, l'umareto abbandonò tutto e spray. E noi ne siamo in la carusa. Iave che la drivammo di quando aveva 9 anni. E ormai più nuotri è come una figlia. Tanto come sono 5 sono 6. Non ne chiama mamma e papà per rispetto di sua madre, ma zio e zia ne lo fa schifiare. E la fecimo più fino a laureare. E ora mischina che questo travaglietto ne vuole aiutare, non ne vuole lasciare chiuso. Che pulita. Buongiorno, cumma. Buongiorno, compare Nardo. Ciao. Ma che siete stanco? Ma che state dicendo? Sogno fresco e arreposato. E non lo vede come è stanco con me. Viene di fare la nottata. Se non si travaglia, non se ne campa a casa. Ma voi vi sfruttate assai con tutto questo travaglio. A da fare quando basta. E allora manco bastassero manco 24 ore allo giorno. Che dice ma compare Toreggio? È fuori che sto facendo fare lo passiata allo cane. Questa è storia di ogni mattina, caro compare. A meno male che avevo il suo passatempo. Mischeno, dopo che sa per questa malattia, non si può più ripigliare. E tuo figlio Francesco invece che dice quando viene in licenza? Mi scrisse che c'è uno solo 2 giorni di licenza e quindi non ce la fa scendere cassuta. E allora ha deciso con le sue amiche di restare 2 giorni a Giancapolo Lago, va. E niente ti scrisse più. C'è bisogno come la domani. Mi scrisse che vuole mannate le sorte. E quanto? Quando? E che de c'è su bisogno per divertirsi un picciotto di 20 anni per una settimana. Ah, come? Non erano 2 giorni della licenza, diventa una settimana. Ce l'ha mannare contata, caroso. Stava a divertere. C'è tu sto telefonato che gli non si attende dalla Germania. Sì, stamattina, mischina. Piange sempre che sente la nostra mancanza. Gli ave una vanne che già ancora non si è rassegnato. Ma almeno come sta? Ah, perché so bene. Finalmente l'umareto comincia a travagliare e stanno graneando qualche cosa. Meno male, compa, almeno il gioco finisce di essere sordi. Ah, meno male per davvero, che per colpa di queste grane tedesche che valgono lo doppio, sa quando ce ne abbiamo mannato? Nonostante ciò se ne hanno aiutato strata a strata. Ma voi però non fate sempre in colpa, sono sempre sordi che ti ha levato di muccato per dare la idra, E che mi interessa, l'importante è che sta bene tutta la mia famiglia, altro che sorte. E Mariuzza ti ha fatto sentire? No, mi pare che l'ultima volta fu una settimana fa. Con tutti gli impegni che avevi. E dopo il travaglio è giusto che si va a divertere. Come, giù così finisce non mi dà una grana. Con tutto lo stipendio che guadagna a Roma non ci basta stipendio e divertimento. E Nardo Proie. Vuole la vita libera, non pensa a farsi una famiglia. Padre prezioso come Edru ce n'è picca con me. Mamma Reto, avessi stato vedere come Edru. Ma visto che state pigliando il discorso del vostro marito, levatemi una curiosità. Ma compare che malattia ha? Che non aveva figli. E che è malattia che non può girare a travagliare? Gli aveva 20 anni che lo conosco. Per delicatezza non ci ha voluto domandare. Ma ha parato una cosa grave. Perché? Non è grave. Non è grave che aveva la testa sempre già e va strammando ogni giorno che stai.
Effettivamente, ultimamente va perdendo sempre più corpi. Arrenescemmo a avere stata di pensionetta e chiamavano di cocchessa. Ah, zio, ciao, sei tornato. Ciao Manuela. Ma sei stanco? E che fa? Non lo vede che ce l'ha domani? Cara Manuela, che sono le sacrifici che è disposta a fare un padre per le sue figlie? Ma che ci sta dicendo, già povera Carusa? Questi sacrifici saranno ricompensati dai suoi figli, perché lo zio Nardo se lo merita. A noi altri non interessa solo che ne durino tanta soddisfazione, che poi le sacrifici si scordano. Anche di te hai avuto tanta soddisfazione. Sino che ti laureaste e ti mettesti a lavorare. Ora mi dare solo la soddisfazione di fare una famiglia. Zio, quando sarà il momento è con il vostro piacere. Un piacere va a essere pure tua. Voi mi avete cresciuta come una figlia e come tale io mi comporterò. Questo veramente me l'ha sempre dimostrato. Ora vado, che gli amici mi stanno aspettando. Ciao zio. Ciao e buon divertimento. Ciao Pinetta. Ciao. Ciao zio. Manuela. E saluta mamma Riuzza. Certo, ciao. Ciao. Come? Ma non sta ghiello? Allora travaglio ci di giorno di licenza e lì sto a passare di mia figlia Mariuzza a Roma. Su così attaccate che pare nudo suru di 6 mesi. Siete un anno e mezzo. E che sono sulla scadenza? Solo 6 mesi, non di 6 mesi. So a cosa attaccate che parano come un Gesù che nasce un gocciato uno con un altro, guarda. Ah, vedi che Carusa senziata che ne esce fuori, fino nello suo parlare è delicata come i sentimenti. E che sto mi dà la valigia e ave? Che c'è con Maria Carmela? Che c'è? Se ne volere in braccio a travagliare con me. Ma già la vita cangia, c'è travaglio e divertimento, canta su queste cose. E quando te ne va? Ora, il treno parte fra 3 giorni. A meno male che ci pensaste ora a fare la sta valigia, se no potevo perdere sto treno. Ora me ne sto io in amico mia per 3 giorni e poi partiamo insieme. Ma lo papà non può aspettare una teccia a casa. Ma sempre ora va a arrivare teccia di travaglio. A fine ieri fece l'ultimo tentativo nello Zacaleggio. Se aveva bisogno di gente per travagliare. Invece niente. Fin mio ormai l'unica strada è la Francia. Ma continua a cercarlo qua, sta tranquillo, non ti preoccupare. Ma sempre prima o poi va a arrivare qualche buona notizia. Sino a quando ci sogno io, tu a stare tranquillo. Ma fino a perciò se ne è già ditta nuova che stanno rapendo. Se non c'è la raccomandazione non si travaglia. E per dare competenza a noi, me ne vai in Francia, che c'è solo amici mia e me lo vai a trovare. Ma ora vedo io se te la giusta raccomandazione. Ora che si è messa in testa sta cosa, come a noi non ce la può levare in testa. Io fino a 3 giorni sogno onestamente con mia a Catania. Poi partiamo insieme. Se ci sono novità, mi chiamate in gianneggio. Caccia l'indirizzo e lo so il numero di telefono. Papà, poi ti rimborso tutte queste spese che sta facendo per me. Ma se proprio deciso, che la Madonna ti accompagna. Ciao. Mi raccomando, compagnati buono che un brancio fa freddo. Ciao mamma. Ciao Michelozzo, stai attento che può fare la botte, che può cadere, ciao. Ciao Pinetta. Ciao, ciao. Ciao. L'unico figlio che abbiamo in India, se ne io te. 5 figli, tutti fuori. Sino a Francesco che è assordato, quando si congeda, vuole restare da capo, che c'è piace e c'è lo travaglio. Ma questa è la vita. Uno sa godere le figlie quando sono neghe, perché quando crescono vuole dire che arriva il momento di allontanarsi di te. E che lo signore sono la manna buona con me. Tu va a riposati tanticchia, va curcati. E va bene, allora io me ne vai, con te con Bernardo si va a Va bene, curca. con- Arrivederci, arrivederci. Ah, meno male che se ne è. Non si può parlare di niente in questa casa, che ci deve essere sempre presente in qualsiasi momento della giornata. Mischina, non aveva nulla e passa tanticchia di tempo con mia. Meno male che è tecchia, se no che fa? Se avesse bene a curcare con noi, Ah, magari. non essere esagerato. Nardo, ma come mai stamattina ti ricampaste più tardi della giorna? E di che esso ti voleva parlare? Mi vuole parlare il direttore della banca.
e mi rimproverà che pagai l'ultima cambiale in ritardo. Ma c'è questo che non è colpa tua, che è colpa della ditta che ti paga in ritardo. Ce lo dessi. E non ci interessava proprio niente. Ci disse mi che era la prima volta che succedeva. E non ci interessava niente. Sa che aveva appena so fatte e se la piglia con mia. Era così arraggiato che mi veniva voglia di pestarlo. Ma che buono, ognuno di noi abbiamo le nostre. Non so certe volte le grane che ti fanno stare bene. Non sa che vieggio cristiano che ci stava passando in testa di brutto. Ma di cui e se la piglia con mia, ma perché le sue problemi non se le tiene peggio invece di pigliare silla con la gente? A dire che eravamo in alla banca e mi spagnava che mi poteva denunciare, perché se fossimo stato cainta di mia, me l'avesse mangiato vero. Ma ognuno di noi aveva il nostro carattere. C'è quei problemi della famiglia e le scarica in capo al travaglio, c'è quei problemi del travaglio e le scarica in capo dell'altro. Se il direttore ragiona di questa maniera, io dico che le perde tutte le clienti. E poi di qui uno con tutti questi problemi che aveva e con tutte queste grane che aveva, ma non l'ho capito, ma che problemi poi Ma aveva? che la va bene a contattia. Comunque, tu va a riposare tanticchia che io stai in un momento della zia Rosaria che mi va a dare una cosa, va bene? Va bene. Buon riposo. Sul direttore mi va a ringraziare che io di bisogno, se non ci avesse fatto vedere io come si trattano le persone. Ma di qui ma non ci pensa che nel tuo momento hanno davanti una persona che aveva bisogno? No! Invece di essere più dolce, che fuddano ancora più forte. Certo non so tutta così, ma che sto qua, io ho l'impressione che non dà lì a nodo nella faccia. Se in questo momento l'avesse canna avanti, come sogno pigliato del raggia, me lo mangiasse, anche se ho bisogno dentro. Chi è? Giovanni Vaglia. Arrivarono le grana finalmente. Ah, lei è signor direttore. Mi chiedeva che mi aveva arrivato lo Vaglia. Vaglia è il mio cognome. Ah, certo che per un direttore di banca sto cognome non ci sta proprio male. Già quando nasci io, mio padre lo sapeva che mi si a fare nella vita e mi posso chiamare così. Comunque mi fa piacere vedere che non è offeso con me per come l'ho trattata questa mattina alla banca. Direttore, ma che va pensando? E poi perché mi voglio offendere? Capisco che per lei è travaglia, non vuole fare mala figura con che de castano c'è un capo di lei. Sono contento che ha capito la mia posizione, caro Nardo. Certo, direttore, ma non c'era bisogno di venire sino in di mia per venire a scusare, va? Veramente sono venuto per un altro motivo. E ti pareva? E allora, caro Nardozzo, tu lo sai che io saccio come tu sei come nato. Direttore, mi sta parlando in competenza. Bravo, ti stai parlando in competenza. La tua situazione è debitoria verso la nostra banca e tanticchia pesando litro. Direttore, lo saccio, ma io piano piano me la a levare tutte queste debite. E lo sai quanto tempo ci vuole? Una ventina d'anni. Buona che te va, perché se poi usate qualche rata gli aumenti ti interessano, ti aumentano di che mala maniera. Direttore, la aiutare la mia famiglia, non sa in che situazione si trova. A questo mi sacrifico io per tutta la vita. Nardo, tu a me ci sacrifici per la tua vita, non a fare. E alle tue figlie ci a dare tutto che tu vuoi. Sino ad una puzza arrivare. Nardo, tu da questa mattina ti puoi permettere qualsiasi lusso. Anzi, ti puoi considerare un uomo ricco. Direttore, ma che mi sta pigliando per lo cuoggio? Assolutamente no, non mi permetterei mai con uno più rane di mia. Nardo, tu mi avessi da fare un favore e vedi che da oggi la tua vita cangia. Senza era in Francia? Ma quale Francia e Francia, Nardo? Tu se vuoi da oggi puoi fare la vita di un americano, altro che Francia e Francia. Mi pare giusto, con tutte le figlie che hai sparse mondo a cercare di essere neutrale. Ma che favore ci avesse a fare? Nardo, da pigliare misura. Direttore, ma che mi sta dicendo? Ma lei sta scherzando naturalmente. Assolutamente no, stai parlando seriamente. Ma
che me ne a fare? Poi hai già 5 figli. Nardo, lo saccio, ma tu a Masuro non te la pigliare come figlia. Te la maritare. Ma sta bene. Benissimo. Ma io sogno maritato e felicemente sposato con la Macarmiluzza. Ma io secondo te ti vieni a fare una proposta del genere senza conoscere tutta la tua famiglia? Io della tua famiglia saccio tutte cose. Come si chiamano? Che fanno? E che bisogno hanno, Nardo? Ma che fa? Ma posteato? Non c'è bisogno, lo paese e né che si sanno tutte cose. Basta che tu fai un favore a uno e vedi che diventa lo miglior ruffiano tua, senza che uno dello paese se la scansa. Anche se sogno frustire, caro Nardo, io saccio tutte cose di tutte. Poi di te mi arrivarono notizie che sei una persona per bene e di massima fiducia. E ceno del debete. Che solo saccio e non c'è bisogno che me lo dicano l'altro. Ma saccio pure perché, caro Nardo. Tu stai facendo troppi sacrifici per la tua famiglia, Nardo. Diretto, ma io lo faccio con tutto il piacere. Ma è perché adesso ti voglio aiutare. Io ti voglio risollevare dai tuoi problemi. Diretto, parliamone chiaro, ma è lei che va a risollevare delle problemi a mia o io a risollevare delle problemi a lei? Nardo, ma lo sai come si dice? Che la mano alla palata e tutti e due. Capiscimi, Nardo? E certo che lo capisco, diretto, sogno uomo per bene, di fiducia, ma mingione però non ci sogno. Ma io non volevo offenderti, io sono qui per proporti un affare. Caro signor direttore, io la ringrazio del pensiero che avete per mia, ma queste cose non sono per me. Nardo, ma vedi che sarà un matrimonio momentaneo, no per sempre? Ma sempre matrimonio, che fa per questo periodo licenzia a mia moglie o magari la mando in vacanza in America, va? Ma se vuole lo può fare, tanto pago io. Senta, direttore, io voglio troppo bene a mia moglie e saccio che ne soffre assai lontano di già. Nardo, vedi che questo favore a tia ti fa cancellare le debite che hai con la banca e in più ti fa guadagnare 100 milioni. 100 milioni? E se a mia moglie la mannasse in Germania di mia figlia fosse lo stesso? Nardo, per me la può mandare un nuovo tu, abbassa che ti marita a Masuro. Ma, caro direttore, mi facesse capire il perché di questa sua richiesta. Sape, non ci sogno curioso, ma io a sapere se una mi sta in per tosare. È un tuo sacrosanto diritto, caro Nardo. Sai, io e mia sorella viviamo nella casa dei nostri defunti genitori, in una bella città, grande, emancipata, piena di divertimenti. Ed io e mia sorella non siamo sposati. E ci mancasse altro, se siete fratelli come vi potessimo maritare. Ma non volevo dire questo, io intendevo dire che siamo scapoli tutti e due. Io per mia scelta e Masuro per sua sfortuna. Ma che è sfortunata, Sosuro? Ma in un certo senso sì. Pensa che ha avuto 12 fidanzamenti e non ce ne era nessuno manco uno. Va essere proprio bella, Sosuro, per avere tutte queste zette. Bella, più che bella è la Velegrana. Ah, allora vuole dire che è... Vuole dire che le grana fanno diventare più biegge, Nardo. E allora per cosa ha maritato? Ya perché certe volte non ci bastano le grana per cattarsi tecchia di pace. Poi l'uomo, per amore delle grana, certe volte, è disposto fino a sopportare fino alle corna. Immaginiamone se potesse sopportare una situazione di chissà, tu ne aveva una moglie scarsa là e un angelo italiano e che potesse dormire sotto 7 cuscine. Lo fatto è, caro Nardo, che se una femmina di chissà ci aggiunge la fittizia, giù comincia la sfortuna di Masuro. Ma che fa? Non se lava mai, Sosuro? Ma no, fittizia dell'odietà, se perché se bastasse una bagliolata d'acqua ogni mattina, una cammarera e tutto si aggiusta. Lo fatto è che Masuro ha il carattere tanticchia già come un rosillo e a lui me la faccio fare subito. Tu a pensare, caro Nardo, che il record di fidanzamento ce l'ha per un uomo che conosce dalla sacristia e che faceva lo sacristano. Durare un sime tra sciarre vreugnate una settimana e mezza. De santo l'aveva fatta diventare il diavolo del povero cristiano. E gli avete tanto che se lasciarono, che Masuro giurava con vede in una chiesa, non ce l'aveva a mentre più. E lei la vuole dare a mia, no? Ma per te è un affare. Anzi, se fa come lo sacristano, che dopo una settimana e mezza ve lasciate, chi da per Cain non ce ne mente più. Ah, perché avessimo a benestare sino a India di mia. E certo, allora perché te la voglio dare? Ida se ne viene a stare qua, a mia me lascia la casa libera, libertà,
divertimento. Nardo, siamo mascoli, capiamo, Nardo. E certo che lo capisco, direttore, lei fa lo mascolo e gli faccio lo voto di castità. Mi dispiace, direttore, queste cose non sono per me. Io mi dai sogno mascolo e già ho bisogno di mia moglie. Io cangiare minestra, vedi che ogni tanto piace. Sì, ma a quando ha capoto so solo un manco buono per brodo di gallina. Nardo, a tu per lui che ti fa tecchia di coraggio. Come ci disse che c'era un uomo ricco che se la voleva maritare, fece un sospiro che tremare tutte le mura del palazzo che parse terremoto. E perché non la fa maritare con questo uomo ricco che la vola allora? Nardo, che sottose! Ce lo desse anticipato. E se gli manca certo. Ma non si può perdere un'occasione di chi sta, Nardo. 100 milioni sono 100 milioni e ti cambiano la vita. Ma scusasse, direttore, lei per divertirsi tanticchia è disposta a nascere tutte queste grane, ma se ne va di qualche femmina allegra non ci viene a costa di meno. Veramente, Nardo, veramente c'è anche un altro piccolo motivo. Ah, la via Capoto. Sai, caro Nardo, i nostri genitori ci hanno lasciato eredi di tutta la proprietà, metà mia e metà Masuro, a condizione che lo primo quasi maritava lasciava la propria quota di eredità a chi gioca restava schietto. Ah, ora ci siamo. E allora avessimo libertà, vita sfrenata e proprietà. Immagino che questa proprietà avesse essere tante chiede che sai di 100 milioni. Che sai, Nardo. Ma, caro direttore, mi facesse capire, a me se è concesso che gli accettasse, come lo celebrassimo questo matrimonio, visto che è falso, che c'ha mai a dire lo parreno. Parre, ma moglie è veri, che fa mio marito a questa signorina? E poi allo comune che spuntano carte farse, che c'ha mai a ingocciare allo sindaco. Per questo io ho pensato a tutto. Come ti disse Andura, Masuro di quando si sciarrea con il sacristano, giurà con bede in già una chiesa non ce lo metteva più. Quindi solo matrimonio civile. Sì, ma c'è lo municipio nell'uminzo. Parlai lo sindaco che mi disse che problema non ce n'è. Come non c'è problema? Ma che te sta dicendo davvero, direttore? A lo sindaco ci promise lo ma appoggio alle prossime elezioni elettorali. Nardo, ma tu lo capisci io nella mia posizione, quando voti ci posso portare? Beh, immaginando che lo paese è pieno di gente disperata come a mia, penso che saranno assai. E poi ci promise un bello realizzo a Edro e agli impiegati che hanno a scrivere i latte in capo le carte farse. A così Masuro sape che sei marita, a mia mi resta la proprietà e tu resti maritato con tua moglie. Direttore, ma io non posso tenere sempre a mia moglie in Germania. Allora lo sa che fa? Visto che ormai sei un re che te lo può permettere, pigliatela come cameriera, ti piace l'idea? Mia come la fa facile lei, direttore, ecco ce lo dice. E ce lo dice Topoleto, 100 milioni, sono 100 milioni e convincere a tutte, Nardo. A mia, quasi mi convincero. Ora lo dico a mia moglie e vedo che ne pensa io. Ma tu non ti preoccupare, caro Nardo, che 100 milioni e le grana fanno bene anche la vista all'urbe. Direttore, forse lei manca a capoto che 90 le grana ne le volemmo affannare, non volemmo che ne cadano in giro. Nardo, tu state tranquillo che con Masuro sono affannate giusto queste grana, Nardo. Comunque, ora me ne vai alla banca che vai a sbrigo 4 Direttore, parti. un momento, se sta affare si conclude, ci volesse domandare un favore. E dimmi. Con tanta umiliazione, ci domando se mi può cercare una raccomandazione nella nuova ditta chissà carapea lo paese, per mio figlio Michele che se ne vuole cianare in Francia. Nardo, tu marito a Masuro, che io ti faccio pure questo favore qua, va bene? Ora me ne vai, arrivederci. La ringrazio anticipatamente, direttore. Arrivederci. Grazie.
Maria, ora la cosa si fece veramente interessante, specialmente per mio figlio Michele. Ma qui ce la voglia idea a mia moglie che mi ha menderita, un'altra moglie, e mi va a fare da cameriera. Ma come ce lo dico, mi va a pigliare carcagnata in gola mia da squa che avesse a arrivare. A tu sei, compare Tore. E che fa? Un me conosci più che mi domanda fino a cosogno. Trase, lo saccio che se tu è un modo di dire. Mo, fammi aspettare, caro compare. Assettati. Che sogno stanco morto. È tutto quello che hai fatto stamattina. E che ha fatto da questo pesante stamattina? Niente, vengo di farci fare la passata a Garibaldi. Quando lo dice tu ce lo cangia un nome sto cane, che mi fa calare la vergogna. Ma lo di qui, con tanto nome di cane che c'è sta a mente che di un grande eroe. Ma lo fece apposta. Ma visto che in di mia figlia non avemmo, almeno per Garibaldi, che ne sta dando tanta soddisfazione, alla finestra mi ha fatto fare una trentina di cagnolette con tutte le cane che incontriamo ogni mattina durante le nostre passeggiate. A arrivare a Melle, come quella dello sbarco. Perché sto ci mese Garibaldi? Almeno c'è uno in famiglia che teniata la bandiera. A cos'è mi dice mia moglie? Ma di qui, ma non ti potevi accattare una coppia di coniglietta che almeno faceva tu, contente tutte le cacciature e levato a mezzo lasciata tutte le rantaggi. Quando lo dici tu la finisci con questa festazione delle figlie, compa. Ma tu ce l'ha e sei felice. Ma io non ti sto dando una colpa, ma non può stare tutta una vita a piangerci in capo. Avessi stato l'uomo più felice del mondo, se avessi avuto un figlio che mi avesse assomigliato. E perché solo signorozzo non te ne dette, capello il danno che poteva fare? Ma dimmi una cosa, compa. Ma tu che provi quando i tuoi figli ti chiamano papà? Non ti lo posso spiegare, caro compare. Il cuore mio si fa ranni quando una casa e mi sento l'uomo più felice di questo mondo. Ma non te lo voglio dire per manco fare tamareggiare ciò sta. Ormai non lo dicesti. Dai, compare, non parla così. Vuole dire che tu hai un'altra fortuna che ti aspetta. Ah sì? E una mi aspetta? Magari in paradiso. Compare, c'è questa fortuna che aspetta che io sono impegnato. Almeno che un giovanetto a questo appuntamento. No, grazie, stai bene un sogno. Io mi dai, e se è chissà la fortuna che mi aspetta, ma contento chi che mi passa la sfortuna. Meno male che c'è te, caro compare, che mi posso sfogare. Quando lo faccio con Garibaldi, che lo pare che manco mi sente? Come stava a sentire? Se sono meglio con tutto questo casero l'armalozzo come stava a sentire? Arrivo in parlo con mia moglie e mi dice sempre che ho la testa da. E che avete urto meschina sempre la stessa litania. 4 persone non posso parlare perché ognuno ha le sue dei guai e di che di mia non ce ne interessano niente. Ah, caro compare, se è perché vedi che hai idea di mia. Ma tu sei una persona speciale e particolare con me. Ma ti ricordi quando eravamo carosi? Quando giocavamo alle turtole? Che tutti mi dicevano, a te, zecca Berdone! E tu, era tu l'unico che mi definiva tu. Ma che era Berdone? Ma quando mai? Erano là che lo dicevano, pammidia. Tu a me mi difendere sempre, specie ora che sogno solo e malato. Ma quale solo e malato? Sta meglio di me che sogno stanco morto. E poi ha una moglie che fa per 4. A me ne sarà nasciuto una di queste 4, a fine a gioco sogno sportonato. Ma dimmi una cosa, compa, ma tua moglie per quando fa? Più una. E una moglie per 5 figli basta. Compa, perché non teniamo rete nata? Almeno 2 figli può non badare a tutte queste mogli che hai. Compa, va a riposare in che domani è nato sbarco da fare con Garibaldi, va, cammina. Ha ragione. Me ne vado in a riposarmi, sperando di trovare a mia moglie con tecchia di comprensione. Ha sempre una delle 4 mi avesse ascoltare. Me ne vai, compa, e te lascio con la gioia delle tue figlie. E io me ne vai con il dolore della mia solitudine. Povero compare Toreggio.
se ne fece veramente una malattia. Zio, ma che aveva tuo compare che l'ho incrociato fuori che piangeva? E niente, la solita storia delle figlie canugnave. Non ha saputo reagire di fronte a questa delusione e si chiuse completamente allo mondo, senza magari tagliare tutte le altre cose belle che lo circondano. L'amore della moglie, le bellezze della vita, lo sole, il mare, la montagna, l'acqua, la neve. E di tutto quello che può appare normale invece è grazia di Dio. E di tutto questo non se ne ha saputo godere. Poverino, è un brav'uomo, una delusione del genere non se la meritava proprio. Manuela, noi non ne volessimo delusione. Però se ne girassimo una testa, addonassimo che c'è gente sempre più delusa dell'altra. Hai ragione, zio. Ma tu che bene sta a fare? Non partiste ciò? Sì, ho dimenticato a prendere una cosa dalla mia stanza, la prendo e poi me ne vado. Anche io appartenesse alla categoria delle delose. Se pensa che avevo un padre che ne la cerca e manco la domanda, invece da lì avanti e si gode la vita. Ho preso. Manuela, va di Brescia? Sì, un pochino, perché? Niente, ti avessi a dire una cosa. Vabbè, dimmi, non ti preoccupare. Ti volevo dire, se avessi bene stare qua con una persona, tu che ne pensi? Scusa, zio, questa è casa tua, fai quello che ti pare. Sai, forse, può darsi, probabilmente, avesse bene stare qua con una mazziana. Una tua zia? Ma che bello, zio! E dimmi, chi è questa tua zia? Niente, una mazziana che mi aveva scordato così che esistiva. E stamattina si fece sentire e voleva passare qualche giorno qua con noi. Allora ritornerò velocemente da Roma per poterla conoscere. No, anzi, perché quando non venisce le vacanze a Roma, non chiama in Germania denunziatella, continua a rilassare te che sai. No, a me questi 2 giorni mi bastano, io sono felice lo stesso, va bene così. E poi, zio, sono troppo curiosa di conoscere questa tua zia. No, l'ho fatto che meschina è un po' malata di cervello e si pensa che io sogno suo marito. Poverina. Zio, allora a maggior ragione io devo starle vicino. Ma quando mai come è ammalata ti può trattare anche male? Ma tu non ti preoccupare, tu falla venire, io saprò come trattarla. Anzi, zio, perché non andiamo a prenderla insieme? No, se vuole vedere vieni già. Ma scusa, non sei contento di questa sua venuta? Ma insomma, di una mano e mi fa piacere che mi conforti e che la conforto. Di un'altra mano mi fa pena meschina perché è ammalata. E allora dai, zio Nardo, pensiamo al positivo e accogliamola con gioia. E speriamo che anche Tozza Carmela però la pensa come a te. E perché non dovrebbe? Se tua zia fosse orba e ci vendessero davanti luce sorde, che fa? Ci venisse la vista? Zio, ma che discorsi mi stai facendo? No, niente. Era una domanda che mi fecero stamattina e io non ho saputo rispondere. Vabbè, senti, sei finito, io me ne vado. Va bene. Ah, Manuela, se quando torni sta zia la tua ancora qua, non ci stare troppo d'incontro, va bene? Va bene. Niente ti scordi, Manuela. No, ho preso tutto. Ciao, zio. A chi sta la cosa c'è l'ambrugliaio. Mamma, moglie, c'ha a dire per forza la verità. E come c'ha a dire? Carmela, ti annuncio il mio matrimonio e ti assumo come domestica. E parto un tombolone che manca a capire niente per 3 mesi. Ci posso dire, Carmela, mi fecero la proposta di maritarmi con un'altra. Che manco la frase mi avesse a fare finire. Ma c'è giusto che non si arrecampa ciò, Carmela. Mo che la facciamo io sono chissà domani mattina si raccoglie. Da lì è già le chiavi si scorda. A meno male che non devi scordare niente.
Che c'era sto la porta a vaneggiuzza a queste portate e se le può bene appigliare. Permesso! Permesso! Giasse, cannamele! Non lo vede che la porta è aperta? Non la domannai a tia. Ecco, se entra non c'è noggio. Stai cercando di farmi sentire qualcun altro, no di tia. Sente, Gioa, ma sto morecco. Non è che aveva una casa così ricca. E poi non mi pare manco tanta pulita. Perché lui è un uomo modesto e non ci piace mettere in mostra le sue ricchezze. Addirittura, ma almeno Pedro è. Non rimarrai delusa. Non è che assomiglia a tia, che mi pare proprio un cardone messa alla dritta. Stai tranquilla, Lasuro, che ti va a pare come lo solo a mezzanotte. Addirittura, e chi è neclesse? Ma che c'entra? Ti va a pare come una cosa che tu non hai visto mai nella vita. Addirittura, come mi sta facendo fremere? Tu state calma e mi raccomando, cerca di non offendere a notte. Cerca di faretela affare tua, cerca di finirla con sta mania della polizia, cerca non di mescare delle discorse dell'altri e soprattutto e principalmente cerca di finirla con sta addirittura, ma mi sta sommando le senti. Addirittura, e che ve ne sta a fare la scuola mia? Che ti hai imparato tutte cose. A me mi basta essere normale per come sogno, per essere apprezzata di tutte. E giù con qua scalase. E che se... Tu lasciano che cascassi? Sì, sogno io lasciano che cascai, perché con te c'è da perdere lo scecco con tutte le robe. Io chissà non l'avevo visto mai, tu. Nasino che perde lo scecco. Chista è tutta la riconoscenza che tu hai per me. Sì. E io ti perdo tempo, denaro e travaglio, perché? Per vederti bella sistemata con una famiglia in capo alle spalle. A questo da restare solo, chiuso in casa, solo, senza libertà, solo, nella fiducia città. E mi tocca pure pigliare le parole di tia. Addirittura, e che sei esagerato, e che ti dissi, ma dopo tutto essere asino che è un disonore? E quando mai un complimento di questo lo sa come te ne chiama? Si può, te la cancio subito la qualifica. Non c'è bisogno, grazie lo stesso. Senti Gioa, parliamo di cose serie. Se tu mi assicuri che questo è l'uomo giusto per me, facciamo passare qualche mese e me lo marito. Qualche mese? Ma che tu mancaccetta? Come mancaccetta? E qualche mese ci può fare assai a cheggio. Cioè, allora che mi vuole per davvero? E poi le corde lunghe si rompono la sua. A tia, non serve niente aspettare. Che lei si vede la grazia di Dio e che sai se gode la gioia del paradiso. Finiscila di parlare ma così perché mi ricorda già perdone dello sagrestano. Hai ragione, sorellina. Io che io ti volevo vedere che alla vostra età non c'è bisogno di aspettare tutto questo tempo. Lo tempo che vai a parlare lo sindaco e domani facciamo il suo matrimonio. Addirittura domani? Ma non è troppo presto? Se è presto c'è del cascancio da mattina lo facciamo del pomeriggio. No. A mia qualche giorno me la da dare per poterlo conoscere che... Ma non c'è bisogno, la garanzia te la do io. A proposito di conoscenza, ma che so? Come fa a volermi bene alla follia senza che mi ha visto mai? C'è basta che una volta venne alla banca e vette la tua fotografia in capo alla scrivania. Addirittura! E tu
cementi la fotografia mia in capo alla tua scrivania? Sì, se sei l'unica familiare che mi arresta, sta con cemento. Tutti cementano le mogliere, con cemento le figlie e io cemento a tia. Ma tu lo sai che io non me l'aspettava di tia una cosa di chissà? Mi pareva tu che ho lavato nelle miei confronti. E invece sono interessato a tia e ai tuoi interessi. Che sei bravo, lo frate, che sei bravo. Ma che sto lo sa? È il primo complimento che mi fate quando te conosco. Si vuole arretero subito. Ma tanto non c'è bisogno, tanto fra 30 secondi si mi risponde da capo. Contami, che fece lo signor... Come dice che si chiama Leonardo? Che fece lo signor Leonardo quando vetti la fotografia mia? Che fece? Niente, praticamente come vetti la tua fotografia, ma comincia a fare complimenti a concepire tua moglie. Ma signore, ma vestamente con cardone come a tia, con questo caratterazzo vitoso che ha. Come voleva si dimostrare, le complimenti durarono 15 secondi, altro tra 30 secondi. Quando ci disse che era tu masuro e che era tu disposto a maritarsi, scatta subito la dritta che passero che c'aveva un palo di sutta, mi venne ad abbracciare e mi disse che cos'ha. Io era tu disposto a maritarsi, io l'avesse fatto subito, perché con da sola fotografia ci aveva formato lo cuore. E meno male che manco morì sul colpo. Addirittura, tutto questo effetto ci fece. Che sogno bella, modestamente lo saccio, ma che faceva impazzire a questi lumini di sta maniera, io non me ne avevo addonato mai. E infatti sono minchiato. Che? E infatti mi inchinò la tua bellezza, sorellina mia. Ma tu lo sai che a mia mi sta sbalordendo oggi con tutte queste cose che mi sta dicendo? Mi pareva tocchio. Non c'è bisogno che fa complimenti, grazie lo stesso. Io ti stava facendo un altro paragone. E uno che uno meno fa lo stesso. Tu a pensare, cara sorellina, che questo uomini e femmine hanno avuto quando è non si è voluto maritare mai. Proprio come a mia. Quando ne è rifiutato, quanti? Manco uno. Come manco uno? E le 12 zette che io ho avuto che fa? Ti fanno schifo. Perché che l'ha rifiutato tu? Ecco. Io volevo dire che l'ha rifiutato tu. L'ha mandato proprio a giù paese. Sì, a giù paese, a fanculo con precisione. Appunto, precisamente. Ora invece... pare che è lo destino che mi chiama a mia con Leonardozzo. Una se ne è so zozzo. A buono cominciamo. Manco lo conosce, già lo chiama zozzo. La finire con questi complimenti, la finire. Che se sono complimenti. E poi tu che mi dicesti che io impaziente di vedere a tia. Io ora sogno che io non si fa trovare. Ma tu se complimenti tenete lì PT e vuole dire che può essere qua. Vuole dire che si è FCB giù PT. Speriamo che non mi fa aspettare assai allora. La parte era baneggiuzza, vuole dire che sta arrivando. Ma perché mi sta facendo correre? Cammina, libertate! Libertate, ma accattami un zucchero di dolcene! Che sì, Leonardo? E allora facciamo accattare un chilo e mezzo perché a mia mi piace. Ma perché che fare con questi dolcene? Se c'è un direttore della banca! Ma come, ancora te lo stavo mangiando e ora si muoiono dalle dolcene? Oh, carissimo direttore, come mai questa visita a casa mia? E che c'è solo dietro che entra? A mia che fa non mi vede. E chi sta qui? Come che sogno? Io sogno chi già che vedeste nella fotografia. Ma quale fotografia? La fotografia che hai visto sulla mia scrivania. Ma io non me la ricordo. Io certo che non te la ricordi. Di presenza così, mia sorella Nunzia è diversa. Sogno più bella, beh? Ah, chi stesso suo? Chi già? Sì, chi già bella. Bellissima! E lei cui è che si ci ammisca come lo sale? Carmela, per favore, va a cattasse dolcene. E che ti pare una serva che mi tratta così? Perché? Non ti serve a più mia, non sei una creata? Come? Non sei creata dallo Padre Eterno, più mia. Addirittura. Addirittura io me lo posso permettere. Con tutte le grana che hai, si può cattare tutto. Ah, allora sta signora chi è la serva di sta casa? Serva mia! 1-0. Io sono la signora Carmela, Oh. se non che moglie di mio Il marito. suo marito.
Suo marito che lavora fuori da questa casa. C'è bisogno che lo specifichi, che non si capisce. È meglio essere precisi. Ma dimmi una cosa, ancora tua moglie niente ci ha detto. E ti ho detto, ma se mi avete manco il tempo che subito venite mia, pare che ne stavamo scappando. Invece di parlare di cose inutili, potremmo parlare di sto benedetto matrimonio. Ma quale matrimonio? Chiedo dalla signorina. Che fanno, venire a metà? No, a comandare. A casa sua, no, ca. Direttore, che faccio? Lo fa vedere lui Ardeno non arriva a casa a sua sorella? Ma vedi a me che mi dare sta ora dello Iordeno, Ma cioè. che c'entra? È per vedere se ci sono i fiori adatti che piacciono a te. Ogni rosa gli ave lui Ardeno che si merita. Ah, ragioni, che sei dolce, gioia mia. Gioia sua. Ascolta Carmela, t'avessi a dire una cosa. Prima ma dire che ben fece sul direttore della banca con sta gran maleducata della Suro. E che isso te voglio dire? Lo direttore vuole che... Catò? Che... Catò? Parla e non mi fare morire. Che mi è... Ma che ho sciogli lingua? Ascolta Carmela, t'avessi a domandare una cosa. Basta che parli. Me la può fare la cameriera. La cameriera tia. Ma la cameriera più finta. E perché? E ora come si dice? Perché tu ci vuoi venire al matrimonio dalla Suro dello direttore? No. È giusto che ci va bene a fare. Perché tu che faccia chiedere? Veramente lo direttore ma a metà. E come mai tutta sta strittanza? Manco se fosse tuo suo parente. Ma va bene, cugnato. E chi si piglia a tuo suoro? No, tu non suo suoro. Sta qua è suo paro disgraziato casa la marita. Cui è? Cui è? Leonardo. E qui è su Leonardo? Tu? Tu? Ascolta Carmela, lo direttore mi propose un 21 matrimonio con questo suoro e ne cancella tutte le debite in una 100 milioni e ne raccomanda a me che lo so per un busto di travaglio. Ma che fai sta babbiano? Dici per davvero? Ma quale babbiare io? Non lo vede che stai morendo? Ma suo suoro lo sape? Ma per suo suoro le cose sono serie e poi le particolari te le dico. E avesse a fare la cameriera a tia? A mia solo, a tutte noi. Pure da gran maleducata. E che avesse da fare in suo servizio? Purtroppo per tecchia di tempo l'amma a sopportare. Poi sconzammo il matrimonio e le cose ritornano come prima. A così non hanno lavato le debite, hanno spartito 100 milioni alle nostre figlie e Michelozzi è ben sistemato con il travaglio. Sì, ma le nostre figlie che c'hanno a dire? Le nostre figlie non c'hanno a dire proprio niente. E Manuela che è pidi? Ma Manuela sa che va bene la mazzia, che è malata di testa, che è convinto che io sogno suo marito. E tu dicesti di sì e sta su Yuko? Ma veramente io ti volevo parlare prima, ma tu me ne stai cioè lo direttore che venne qua convinto che non avessimo accettato la proposta. No, io non cito. Ecco, io lo sapevo. Tu non ne manco ucce, gioca orba. Ecco, tu lo dessi che non ci vedo. E niente, lo direttore era convinto che facendo te vedere grana ti veniva alla vista. Ma senza ucce, io non te l'ho chiesto. Ma dimmi una cosa. Vieni qua. Ma almeno lo posto per me che lo so sicuro, iene. Allucino piccino. Se faccio sto sacrificio, lo faccio per amore delle figlie. E perché? Io pecco. Mi raccomando, Carmela, sopportammo starpia. Ma quando va a durare sta commedia? Ci ho letto mio marito, ci ho letto mi sparte, ci ho letto che ne escono tutte cose. Che fa? Le chiamammo e fessammo la data del suo matrimonio. Va bene, chiamale. Grazie. Direttore! Tu una femmina tutta pettia non l'ho avuto mai. Veramente? E veramente lo signor Leonardo l'ha avuto le occasioni, ma
già non piaciuto mai. Io le gusti te che a defegere. E invece addirittura con mia sbagliaste. Il signor Leonardo ha avuto buon gusto con lei. Io non hai bisogno del tuo giudizio. Leonardo, cerca di dire a sta tinta cameriera di stare muta. Anzi, lo sai che ti dico? Licenziala. Ma che dici? La signora è gentilissima e poi ancora va a conoscere. E allora ci do 6 mesi di prova. 6 mesi? Che so assai, Sì. E allora come sbagli te ne va? Cerca di non offendere a Noggio. Cerca di tenere la casa pulita. Cerca di non t'ammiscare nei discorsi a nosce. Cerca di fare i fatti tua e soprattutto cerca di stare alla larga dell'umazzeto, anzi di mio marito. Come comanna lei? Ora, caro Giovanni, a mia Leonardo mi piace. E poi eri dello sinno che a fissare la data delle nozze. Poi alla banca dell'amico suo e del notaio. E che c'è come già sta da ordine a mia frate? Ma che c'entra che lui mi sta ricordando le survizze che hai da fare. Ah, allora scusa Sam, sai che dello notaro? Ricordaci di preparare l'atto di donazione che ti è fare. E come era lo volere dei nostri genitori. Ma che dici? Che c'entra che succede? No, c'entra. La volontà delle morticette si va a rispettare, se no tu non te ne vedi l'ostro. E allora prima che mi sterropo me ne vai. Poi passo dello sindaco per fissare la data del matrimonio domani. Va bene. E dello notaro per fare l'atto. Giusto, va bene? Va bene. E della banca quando ci passa. Tu stai tranquillo che alla banca ci vai domani, va bene? Sì. Ora Nunzia, a monenne che andiamo a preparare le robe per domani, va bene? Me ne vai. Ciao Leonardo mia. Ne vediamo domani alle 4 alla Comune. Mi raccomando, fate più bella. Già ci sogno. Sai che ti dico? Levati. Portati sta tinta cameriera che la facciamo partecipare alle nostre nozze. La ringrazio dell'invito, ma preferisco rimanere a casa. Giusto, da muovere rientra, perché ci devi preparare il nostro nido d'amore. Letti a 2 piazze e matarazza morbidi, perché voglio sponnare già entra con lo peso di Leonardo mia d'incontro. E ora? Bella madre, a sto particolare non ci aveva pensato. Ah, capoto, cara compare Carmela. Arsera mi venne a cercare ma compare Nardo, Tomareto, e mi disse che alle 3:30 mi veniva a pigliare che mi aveva a portare a una banna. Non me lo posso dire una. E allora io, per farmi trovare bella e riposato, a manziorno preciso mi fece una bella pennechella. E io, alle 3:25, puntuale come un orologio americano, mi venne a giovegliare. Lei sto comparatoreddo, allibertate, vestite poletto che arriva l'ora. E mi tocca, lei sto correndo, sgiovegliarmi e chiaramente qui. Tanto che mi sento stanco morto, che stai morendo. E che ha spingiuto blocco? No, me siete fermi. Non capivo perché, ma mi fidavo di una compare. Mi disse, mettiti fermi come testimone che è sogno che presente. E ce l'hai messo.
Giusto, tuo compare non era già per davvero. Certo, e non lo vedevano tutti che mi fecero fermare. E fermaste tu solo? No, prima fermammo a compare stesso, poi un'altra signora che io manco conosco, poi fermai io, un altro cristiano, e alla fine fermai fino allo sindaco, che per fare se conosce si mise fino alla bandiera scritta d'ingodo. A tutta sta gente c'era? C'era Medelo, il direttore della banca, con i capelli che faceva da. E poi c'era una femmina così curiosa che scriveva tutto quello che si diceva da India. Ma quanta gente non si fa l'affare sua? Poi quando finimmo di fermare, a cominciare a passare tutti. E tu compare Medea? Certo, pareva un festeggiato, tutti auguri, auguri, parevamo un matrimonio. Tanto che stava pensando a mia compare che mi avesse ascoltato ieri un consiglio quando ci disse di maritare secunata. E tu si consigli e ci doni? Certo, e tu moglie può non badare tutte queste figlie che avete. Come? Tuo marito che si è marita con un'altra e tu non ci dici niente? A che ci avessi a dire? E che diventaste moderna come? Ah no, io manco per tutto l'oro del mondo accettasse una cosa di chissà. Mi bastano le 4 moglieri che ho. 4 moglieri? Tuo marito me lo disse che è una mogliere che vale per 4, perciò la quinta fosse anche suo pirchio. E se ti offressero 100 milioni accettasse tu? No, manco per tutto l'oro del mondo ti desse accettasse una cosa di chissà. Ma perché? Accettasse tu? Ma accontentasse. Ognuno di noi valutammo le cose a convenienza nostra e ogni cosa nella vita ha per il suo prezzo. Noi ce ne accontentammo anche di picca. Ma ora un sonno, che scura ne te campaste tu solo. Ah, veramente? Aveva già un bello pezzo che finimmo di mettere la firma. Io addirittura vengo di farci fare la passata a Garibaldi. Però quando ne uscivo dello comune, ci sentivo dire allo direttore che passava della banca. E poi si vedevano dove notare con chi da signora, chi da che ci messe la firma. E Nardo? Spreco il direttore e non ne sa più. Che è, come? Ti senti male? No, niente. E perché piangi? Perché mi compare se ne è con il direttore della banca? Quanti sacrifici che si fanno per le figlie? Che sacrificio per se ne è con il direttore della banca? Ah, io mi dai ci vai, è figlio un naio. Sì, ma tu io sono una mogliere però. 4 per essere precisi, e a Garibaldi. Carmela. E che aveva la carina lenta? Compa, avete una danza a Garibaldi che si sta mentendo con Cleopatra, va? E qui è Cleopatra. È la gatta di Acheno. No, sto fetoso, con le gatte no, se no poi vengono cagnolette che fanno miau miau. Arrivederci, fermo Garibaldi, fermo. Dai, Carmela, non piangere. Ora che mai essere felice. Che mancavi molto debite e le figlie ricche e me che l'ho subito sistemato con il travaglio. Non mi interessa, tu ora è un'altra mogliere. Ma che sei gelosa? Ma lo sai che sono tutte cose farse? Tu sola sei l'unica amore della mia vita. Tu e le mie figlie. Sì, però ora ti accurcare qui già. Ma che dici? C'è un bruglio che la notte il rosso forte la faccio scappare. E che si vende le stoppaglia? E allora ci dico che mi faccio la bevita in guardo che la posso bagnare tutta. E ti fa vendere le doppi mutande che assorbono tutte cose. E allora sa che mi fare? Vai nella stanza da letto e ballivo l'uritto matrimoniale e ci vendo che do un posto solo di carose. Ahì già ci dico che l'uritto è ordinato e la vai un babbiano che manco arriva mai. A così si va curca nella stanzetta di grazia, va bene? Sì, ma qualche basateggia sempre ce l'ha a dare. E gliela tigno lontano, non ti preoccupare. Va bene, valeva su lì tu prima che si recampa a Sarpia. Ci vai subito. Speriamo che le mie figlie non scoprino niente, perché queste sono capaci fino a che si affinnano. Maria Beggiamaggi, che sei igiene? Ah, tu sei con Mare Penetta. Perché? Perché? A qua aspettava tu? Ah, niente, siccome questo è un orario strano, venire cappettino. Ma veramente vengo sempre in qualsiasi orario. Allora ragioni aveva amareto. Perché? Che c'è d'ogno fastidio?
No, manco la dire più. E aveva ragione, mamma Reto, perché mi dice sempre che tu fa buono a bene in qualsiasi momento della giornata, perché le cose della vita non si sanno mai. Può succedere qualche cosa e una chiave subito l'aiuto davanti. Infatti stai venendo, perché mamma Reto mi disse che piangete sempre. Ah, non endo con mai che mi trase un moscheglione nel luccio e poi lo forte strecare me la cremiano. Zozzo, ma vi ha fatto scandare. Perché giù esiste solo Garibaldi e manco conosce manco le moscheglione. Come mi disse che piangevato? Pensai io subito allo male e disse, vuoi vedere che ci capita qualche disgrazia a qualche figlio di ma comare? E corri io subito. Per fortuna con me non successe niente di tutto che giocate cestetone. Ah, meno male, meglio moschegliona che una disgrazia con me. Entra la casa, la porta non si chiude mai. D'ora in poi vai a essere sempre chiusa. Buongiorno. Buongiorno. E lei qui è? Io sogno so con Mare Pinetta. Vedi che a me non mi piace che si fa salottino in già di mia. Ma qui è sta strammata. Iena zia Denardo, malata di testa. Voi si venire caga, si crede la padrona di casa e vuole comandare a tutti. Ma è uno stato. Allo manicomio. Bella madre santa, che te la mentesti Indra? No, lo manicomio è in Peri, però quando rape se ne va. Mischina. Che avete guarda che parlate piano? Non lo sapete che è maleducazione? Ci stava dicendo che ora lei è la nuova patrona di casa. Brava, e ora mettete a travagliare, perché a mia non mi piace come è limpiata sta casa. Mi dissi che ma con Mari è limpia e le sorbizza le sape fare. E tu cos'è la ruffiana d'Idra? Non hai bisogno di ruffiani, mi so difendere anche da sola. E allora dici che se ne va che io mi quiero a riposare. Un aiello, signor Leonardo. Qui è. Boh, faccio qui è. Casogno. Io, ma con Mare Pinetta c'è chissà tutte cose mi fai scoprire. Ma Leonardo lo chiama suo nipote. Sì, viene del nord e parla italiano. Ma veramente assomiglia assai allo nostro parlare, ci cambia solo il nome. Leonardo. Allora, vedete che bella cerimonia che organizziamo, frate? Veramente troppo bella. Addirittura Indra, la stanza di Lusinna. E che cerimonia ci fu? C'era pure tuo marito. E cui era? Che gioca a me se la firma. Mamaretto, e che fermate messe Mamaretto, senza che mi desse niente? Testimonia che io e la signora qua presente eravamo già. Ma che ci faceva voi? Mico, mamma che si curiosa. E niente, era già le vette. Ma Garibaldi non ci arriva a mettersi con Cleopatra, è indacurcato. Addirittura Garibaldi si mise con Cleopatra che è intracurcato. Ma che è oggi sto documento? Lei c'è foggi, no Mamaretto? Ma lei come si permette di offendere me fino a Indra di mia? Chi sta la casa di ma compare, no sua? Anche a tia chi sta bene con mare? E una volta che lo marito mi se la firma. Va bene. E allora per stavolta la perdono. Che è, comma? Finisci tu di chiangere. Erano moschegliuna che c'era fine nell'occhio, zozzo. Ma perché che fa chiangiotto? Sì, di felicità per boace. Addirittura che si è affezionata. Sogno contenta veramente che sogno ben accetta in sta casa. Con l'accetta sì, ma bene. Ora io mi sento tanticchietta stanca e mi volessi ir a riposare. Carmela, accompagnami della mia stanza e fammi vedere la casa. E tu? Ietta fora sti gente che sta bene a corcare con mia. Come va? Come va? Ma saziate tornate spuntà? Scendete in cielo. C'è qui lo zio d'America e con la zia dello manicomio. Tu foste proprio sfortunato che non gli sta chissa. E che mi fanno a ammazzare chi sta spuntando e chi sta mitigno? E che te viene, zia? Sì, ci viene zia e viene dello manicomio. Manicomio? A mia tua moglie me lo desse. Ah, sì, è vero. Che fa? T'affrontava a Derenello, ah? E chi? Gli è fissata che è la padrona di casa. E chi? E vuole sparti comandare in capo a tutti. E chi? Me, compa, è che stanno tescelati, non si fa, e ci,
sogno all'affreddato e lo starnuto mi ne esce inamparoso. E va curcata allora, così almeno te calleie. E se ci sei trovato come mi posso dire a corcare? No, insomma, signore, ti viene la polmonia, ne andiamo subito. A monenne, Toreggio, così compare Nardo se va a curca. Ah, non poteva venire a me a stare friddatina, che mi va a curcare ieri. A monenne, che tu anche senza stare friddatina, sta sempre curcato. A monenne, arrivederci. Arrivederci. A monenne. Tali a già, a muccia, mi hanno a fare scoprire tutte cose. Tutto a posto, caro Nardo. Arriscuteo le cambiali, ti rapio il libretto, ti ci misi 100 milioni, gli parla l'amico mia e il prossimo mese tuo figlio Michele può ir a travagliare. E dove notaro ci passa? E certo, ora la proprietà è tutta mia. Auguri, direttore. Anche a te. Perché mi pigliai a sto suro? Onestamente proprio perché sono, ma per l'affare che facesti. Ah, grazie. Però ora, direttore, mi avesse a fare un altro favore. Dimmi. Se 100 milioni che mi mese in capo il libretto l'avesse a spartere urgentemente alle mie figlie e ce le manda all'indirizzo che ci mese in zacchetta dopo il matrimonio. 20 milioni all'uno. Ma così a te non resta niente. Direttore, ormai cognai più debite che me ne a fare. A me alle grane del travaglio mi bastano. L'importante è che stanno bene le mie figlie. Le sfido io, con 20 milioni all'uno le facessi diventare tutte ricche. E io perché se lo feci? Nardo, sei veramente un ottimo padre di famiglia. Con 5 figlie e 2 mogli. E dai, non essere così, che la storia non durerà assai. Speriamo. La conosci troppo buona a Masurè, te lo garantisco io. Lo pesce fuori dal frigorifero, dopo 2 giorni feti. E poi, come ida si raccoglie in gianni mia, le esecuta con 4 carcagnate in culo che c'è a fare vedere per tutte le parole che mi ha detto. Ora ida va a fare che c'è di qui, ma va a ringraziare, anzi, se ci serve un busto in una casa lontano di mia. Pensare proprio a tutte cose. Io certo, che fa ora me la menti per riringia. Addio bella vita. Ora che sogno il padrone di casa, ida va a fare che giocate qui. Quasi mi fa pena. E allora tieni tilla. No, stava scherzando, direttore. Ora me ne vai che vai a spedire le grane alle tue figlie, va bene? 20 milioni all'uno. Ma che fa? Non la vuole vedere a sto suro? Te la regalo. Stai a cangiare. Veramente me la venne. Manco cielo, letto matrimoniale, una a corcare nuate. L'ordinai e mi dissero che quando prima arriva. E tu non ne potevi ordinare o no come è che? Che ma fa stanotte nuate? Dormete. Tu non ti ci ammescare nelle nostre discorsa. Lo sa come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito. Infatti che giocate cogliene. E allora siete te battaglia. Ma oggi è una giornata di festa, lasciamola a riposare. Ah, perché? Aveva festeggiare con noi. Non ti avvicinare che sogni alle freddate e ti ammesco la malattia. Ehi, addirittura tutta una volta. Un corpo di freddo che mi piglia la gola. E stanotte che a fare nuage? E questa tosse niente si può fare. Allora manco dormire. Come non va a passare la nottata? Vi facete una giocata alle carte. Brava Carmela. Io non me la fai a giocare alle carte. Ci io qui eccolo, signor Nardo. A così ci lo tigno lontano, non ci ammisca la tosse e può dormire quieta. Questo sacrificio sei disposto a fare per me. E che fa? Non l'amma a fare dormire a tua mogliere. L'importante è che domani tu recuperi tutto il tempo che perdi oggi. Stassi tranquilla che recupero. E allora buona giocata. Ne vedremo domani mattina. Amore mio.
stata così che me lo scordaio. A giocare al raffreddore, le callarate mi fece venere. Buongiorno, amore. Buongiorno. Se continua a trattare ma così, la faccio arrestare che per sempre è stata moglie raccattata. Ma perché? Ti hai trattato male? Ma manco per babbiare. È che ora ci metti pure la dolcezza nel tuo fare. Mi sento un curpa. Ma perché? Non ti ci assendere. Tu lo stai facendo per amore della nostra famiglia. Ma ti stai facendo fare tutti questi sacrifici. Ma ascolta, se sti sacrifici fossero come tutte quelle di stanotte, io le faccio volentieri. E tutte le parole che ti tocca sopportare per Ma mia. le parole non ne fanno pertusa. Come sei comprensiva. E che cacce mosche! La parduna con precisione. Dormiste bene? Insomma, picca. Meno male, sono le 10 di mattina. Pensavo a te che faceva tu la nottata in bianco. Alla vera a vedere come faceva. Manco dormiste, Ma come verrà a dormire? La tosse non lo lascia manco un minuto. No, chiamiamo subito il dottore. No, allora. no, si sta ripigliando, E allora ripigliate lesto, perché io ho bisogno di te. Che è una ricaduta? Una ricaduta. Lo sai che ti dico, Leonardo? Ora andiamo a feste, ne cangiamo, ne vestiamo polete e ne facciamo un cielo di tutta la piazza e lo facciamo vedere a tutti che ti maritasti con me. Non ci faccia vagliare oggi. Ma oggi come primo giorno di nozze ci toccano le ferie. Sappi già come è giornato fratuzzo mia, solo, in da casa Zaranne, senza nudo che ci dava lo buongiorno. Che su sa passando di pirso senza di mia che ci dava lo buongiorno. Ma non ci può chiedere dare cello. Ah no, io siamo abituare. Ormai la mia casa è questa. Carmela, va a farmi lo caffè che io mi vai a vesto, che ne esce con mio marito. E tu non ti va viste? Ecco a fare. Tu nello frattempo va a telefono alle tue figlie e ci do la buona notizia. Dello sposalezio? No, delle 100.000 e ci dice a Michele che si prepara a scendere che ora lo travaglio ce l'ha. E incominciamo a ringraziare a tutti e ci diamo la buona notizia. Cominciamo con Nunzia Teggia, va? Ci dico che suo padre vince alla Sisa alle 100.000 e le sta spartendo a tutte gengo. Ciao, Nunzia Teggia, come sta? Sì, come te, tutto bene. Ti telefonai per darti una buona notizia. Tuo padre vince alla Sisa alle 100.000. Sì, e vi sta regalando 20 milioni a tutti i gengo. Ma non ci sei contenti? Sì, lo capisco che tu hai una famiglia in capo alle spalle e la no. No, per noi le figlie siete tutte le stesse. No, non ce lo posso dire a tuo padre che ti hai tenuto una chiossa, e le spartie già ve le mannà. Sì, salutami a tutti. Ciao, la mamma. Avere statare di gioia e ci parsero picca. A meno male che se la passa buona a sparte. Brava. Telefonai a tua figlia Nunzia e ci desse delle 20.000. È stata all'aria della gioia, Si stava sderrupando. Mi fa piacere, non per sderrupare, ma che si fece felice. E tu come ci dicesti? Che le vincesti alla Sisal. Mia colocaio. Un aiello caffè. Maria, bella madre, me lo scordai a farlo. Come te lo scordaste? Tu sei una serva che non serve, stramma e smemorata. Calma, denunzia, sono cose che possono succedere. Sa che dico, ora non lo appigliare allo caffè dello Sevelase, va bene? Va bene. Cerca di non sbagliare che se no tu sei fuori di cainda. Leonardo, Monenni.
Ah, quanto va a durare sta commedia? Ah, tu sei, compare Toretto. Che è, comma? Che c'ha ancora le muscolione dal sera in dall'occhio? Che non se ne pusero ieri. E che è di te? Così te la stanno un bacio? Veramente ci volesse una metraglia, ci Minchia, volesse. così ranne so. Che c'è da mattina, Toretto? Ma niente, vieni a cercare a ma compare Nardo. Niente, ne c'è con sua zia. Però per essere brava sta sua zia, mischina. Ah, manco quando dorme. Ma tu che ci avete a dire? E niente, se mi poteva portare a passeare a Garibaldi, siccome mi voglio fare una visita, se no normale mi resta inchioso poi. Meglio, perché ora allo paese c'è una scimpanzé che ha l'otocane, se la può mangiare. No, allora lassù in inchioso, arrivederci. Arrivederci. A beato Edro che campa nella pace dell'angelo. Mo che continua a telefonare alla figlia che ci dogno la buona notizia. Ciao, grazie. No, ma no, Chiossà non può essere. Va bene, ciao. Ciao Francesco. Ma che c'entra? Accontentate di che se? Ciao Mario. Ma solo che se vengi, che bua. Ciao Michele. Ascolta, ritorna in India, che tuo padre te lo travaglio. Sì. E poi ti regala 20 milioni che vinci alla Sisal. Vabbè, ma meglio che sei canente, adesso ma ce ne avesse stato uno che mi avesse detto di tenere in mente qualche cosa per noi altri genitori, a quale ci parsero fino a picca, ci parsero. Chiamammo subito lo dottore. Perché che disse che non c'è bisogno, mi passarono tutte cose. Come tutte cose? Io vedi stamattina di quando ne scemmo che ci sbruglia la tosse, specialmente quando mi ci avvicino io, pare che si scannarozza tutto. Può essere allergia. A mia? No, volevo dire alla sua pelle, al suo profumo. E allora mi chiamare subito lo dottore, perché non ci posso stare più con questa lontananza. Ti disse che non c'è bisogno, ormai piglio tu penno dell'allergia, qua c'ho lo raffreddore e mi passano tutte cose. Tu per ora stammi alla larga. Di quando che aspetto? Ha aspettato tanto, avemmo una vita in avanti. Tu telefona subito allo dottore e ci dice di Ma se ci disse che si sta ripigliando. Ascolta, ma ordine, non discutere. Che entra come hanno io. Ah. Sì, dottor, sogno la signora Cardillo. Precisa, sono la signora delle pulizie della famiglia Cardillo. E che faccio bene rindere mamma? Lo faccio venire con de mamma madre. Ma che c'entra di Tommaso lo malato io qua? Ah, sì, dottor, in via Cavour numero 25, sì. No, non è grave. Come non è grave? Che te non è grave? Levati del gioco, levati.
Pronto, dottore? Venisse subito che mio marito sta morendo. E ce lo dico io che sogno sua moglie, cioè... Ma vedi che cosa? Vedi che tu, è la terza volta che non fa che giocare con io. Ora stai perdendo la pazienza. E tu, Cardone, che fanno ma di fine? Avete tutte e due ragione. Come tutte e due? E Carmela ancora si va a abituare alle tue comande. Appunto, le comande sono comande, non c'è lo tempo da abituarsi. È meglio che te lo scrivi in testa perché sennò tu la prossima volta sei fuori di caingia. Mo' vieni qua, fatti vedere se giù alla freve, vieni qua. Ma se si vede che è fresco fresco. Ma Dio, che ti ci ammisca e levati. Assettati, mo' vieni qua. Ma che ci va a fare pigliare la bronca per monete? Lo signor Nardo gli è delicato alle colpi d'aria. Ma se ci sono almeno 30 gradi non c'è un velo d'aria. Ma ieri ce ne bastano 29 e si può dire accurcare. Ma levati, abituato feno era lo signorino. Ma ora con me a sta temperatura ce la regolo io. Ma non lo vedi che non se la vuole levare? Ma non te ne addoni che se la sta facendo levare senza fare niente? Ma pronto! Davanti a tua moglie? No, di tia. Appunto. T'affronti davanti a mia. È la prima volta. E allora abituati, perché ci vai a essere la seconda, la terza e poi sempre. Ma con tutti questi spogliarelli ci va a fare bene la bronca per monete. Ma adesso non ti ci ammescare nelle discorsi tra mia e mamaretto. Varate, mo vieni qua. Ma che ave Nardo che mi ha risposto a cose arraggiate? Lei chi è lo dottore? A servire. Oh, finalmente c'è uno che mi vuole serve. Dottor Leonardo, chiami di stamattina che chiami una tosse, specialmente quando mi ci avvicino io. Un attimo vediamo. Levate sta giacca. Sosete la camisa. Respira. Tossia. Ma la moglie che mi telefona non è? Io sogno, dottor. Lei è la moglie. Perché? Che fa non ci piaccio? No, per carità. La vita è questione di gusti. Ma che cangiasse mogliere? Sì. No, dottore, questa è una mazziana che mi viene a trovare, chiave l'arteria e si pensa che io sogno suo marito. Meno male, mi avete fatto preoccupare. Che c'è, dottore, che è preoccupato? Che c'è? Lei come si sente? È che sogno io la malata. Io veramente fino a ieri che vi abitero lo paradiso stavo bene. Ora mi stai incominciando a sentire male, visto che mi tocca stare lontana della grazia di Dio. Ma come parla questa? Dottore, un giorno adesso che chiama l'arteria. Nardo, qua c'è qualcosa con me. Dottore, ce lo giuro, ma zia è. Ma che mi interessa di tua zia? E stai parlando della tua salute. Nardo, tu hai bisogno della visita di un grande specialista, perché se non ti devi dire qua la cosa è messa male. Ma che fai sta babbeando, dottore? La salute non si babbia. Ma chi è malato allora? No, sta benissimo. Ma come mi fa a domandare se è malato se ci stai dicendo che... Sta morendo. Come sta morendo? E che mi pigliai a nome Burreto? No, caro, io ora vaio di mia frate e ci dico di annullare tutto per matrimonio non consumato. Non stai io, viene qua tutte cose mi passarono, buono mi sento. Ma che stai dicendo? Tutto, ma che era un scherzo che volevo fare a mia zia e mi fece venire la tosse. Ma quale scherzo, Nardo, che la cosa è troppo seria. Ma tua moglie non c'è, chiamala. Carmela. Dottore, che successe? Nardo, aveva bisogno di essere portato in Alta Italia, a Milano, in un centro specializzato. Va. E che c'è pensare fino alle spese dello funerale? Senti qua, ieri mi stai uiendo e noi di noi non ne vediamo più. Te la sta Carmela per piangere. Addio! Ma che mi sta dicendo? Ma se fino a 2 minuti fa era buono. Purtroppo la cosa sta uscendo fuori ora. Io te venne subito, prima che sia troppo tardi. Ora io vi scrivo l'indirizzo di un mio collega. A così lo chiamo e vi raccomando a Edo. Raccogliete una picca di grana perché la spesa che ti affrontare è bella grossa.
Pigliatelo primo treno e partite subito per Milano. Arrivederci. Arrivederci. Carmela, ma che sta succedendo, Carmela? Ma io non so manco se stai dormendo. Dai, Nardo, va a passare. Arremeniamo e partimmo. E dunque le pigliamo ora ste sorte. Ora che chi diceva di questo frate che lo matrimonio è annullato, non solo mancavimo manco un centesimo, e ne ritornano a rire le debite. Ci sono le tue figlie. Ci domandammo se hanno sorte e se può venire qualcuno a Milano perché già non mi persuado. E che c'ha manco etara le carrozze. Ma se c'è di bisogno tu che te? Ha fatto una vita di sacrifici per egge, ora egge le fanno pittia. Abbatteste per un record fino allo sacrestano. Ma che successe che Masuro mi telefona sbraitando? Dottor, stai morendo. Già che era affamata me lo immaginava, ma che vi arrivare fino a questo punto manco ci credeva. No, diretto solo meschino, non c'entra niente, sogno proprio io che stai male. Stiamo partendo subito per Milano. Lo dottore mi disse che mio marito è grave. Sogno veramente scioccato, ma che è sta notizia? Sono scioccato io, mi dispiace che sfumare tutte cose e Sosuro va a ritornare a ridere con lei. Purtroppo sì, Masuro mi disse che vuole annullare tutte cose. Atto e matrimonio perché non consumato. Sogno mortificato. Tutto torna come prima, anzi peggio. Prima ne mancavano solo le grana, ora pure la salute. Nardo, tu non ti preoccupare perché tutte restano come prima. Tu non hai le debite e le tue figlie hanno le grane. Rispetto a te sono un uomo fortunato. Miglia verrà Masuro d'inguddo, con malanno come a chiesto tua. Nardo, ora va tenne, va curate che poi ne vediamo. Diretto, non so proprio come ringraziarlo. Io mi auguro solo che tutto finisca bene. Malgrado tutto, sia vi è venuto a domandare per tuo favore e perché siete persone per bene e famiglie dignitose. E almeno posso dire che appena volta nella vita, grazie a Masuro, fece un'opera di bene. Arrivederci. Arrivederci. Questo è un angelo, non un direttore. Ognuno di noi abbiamo un angelo che ne sta vicino nel momento dello bisogno. Carmela, telefona alle tue figlie e vedi come viene con noi a Milano. E ci dice Medenna che ne imprestano le sorti. Io me ne vai da India a fare la valigia. Che tragedia che viene in questa casa. Ma quella veramente. Non saccio chiudi sta vita mia, su destinata sta malattia, alla pianta che mi dai ogni giorno più penale. Io non saccio per c'è campo. Non sia terra, tua madre sogno. Arrivano le grana, mi fa piacere. Ascolta, la figlia che fa poi venire a Milano e sputi subito 1 milione per tuo padre. Tuo padre sta male. Ma lo capisci che sta morendo? Sì, stiamo a fare le visite, ne servono sorte. Come non può venire? Ma lo capisci che giocate desse? Almeno mandami le sorte. Impegnasti già tutte. Va bene, ora lo dico a tu solo grazie. Ciao. Io non guarisco più di sta pena, Ciao, grazie. Da me
m'avvelena. Ci viene a Milano. Ogni giorno più in pedale. Sì, ma almeno un limbriste. Saggio verso il campo, oramai non c'è più scampo. Ti sta arredando la casa. La pianta che dormenti, il mio cuore sempre chiudi. Io non saggio verso il campo, oramai non c'è più scampo. Ma la pianta che dormenti, il mio cuore sempre chiudi. Ciao Francesco. Non tieni tu una licenza. Almeno un limbriste. Le soldi ti servono. Ciao Mario. Ma perché non dovessi tardare la licenza? Non te l'avessero a dare, si è per tuo padre. Ma almeno ne limbriste. Vabbè, ti sta accattando la macchina. Io non saggio verso il campo, oramai non c'è più scampo. Ma la pianta che dormenti, il mio cuore sempre chiudi. Io non saggio verso il campo, oramai non c'è Ciao Michele. più scampo. Ma la pianta che dormenti, già ti prenotasti la vacanza? Ma almeno ne limbriste. Sì, con le sordi c'è a campare. Ci dicono povero scendero. Zia? Zia? Zia, cosa c'è? Perché piangi? Lo zio Nardo sta male e stiamo partendo d'urgenza per Milano. Ma come, così all'improvviso? Venne il dottore, lo visità e mi disse che mi fare una visita urgente. Vengo con voi, zia. Ma no, tu ieri a travagliare. Ma chi se ne frega, recupero dopo. Lo zio Nardo per me è stato come un padre, non lo posso lasciare solo. Ma Eggio ci lava le figlie. Ma lasciali stare, sono tutti lontani. Avranno i loro impegni, la loro famiglia, il loro lavoro. Ci sono io qua che sono più libera. Una compagna allora? Io, zio. Ma no, va travaglia tu, mi faccio accompagnare dalle mie figlie. Ce lo disse a Manuela, non mole che lo dici male carose, non accompagna io. E per le sordi come mamma a fare? Zio, io ho messo da parte i miei risparmi e poi ho anche soldi che mi ha lasciato la mamma. Ma non la dire manco per babbeare. Ascolta, per le emergenze ne le pigliamo e partiamo, poi ce li restituiamo. Fa che gioca a fare a monena. Il tempo che risistemo la valigia e prendo i soldi. Ma perché ci sta facendo fare tutte queste cose alla Carusa? Non la vimmo una delle figlie. Nardo, un padre campa 100 figlie, ma 100 figlie non lo campano un padre. Ma che potere, che le mie figlie non ci venissero con mia. Vedi che le mie figlie sono speciali. Se ce lo dico, corrono tutte. Tutte avevamo figli speciali. Niente ci fa. Noi avevamo a Manuela. Stop! Scusate l'interruzione. Scusate pubblico, ma io non posso permettere di fare finire sta commedia a tragedia, perché se chi ne finire veramente a tragedia, visto che lo dottore ci disse a Nardo, la situazione è troppo grave.
E io una brutta fine a così non se la merita perché è stato un bravo cristiano e un ottimo padre di famiglia. E considerato che almeno un capolo parco ne potremmo pigliare lo lusso di scegliere il suo destino, vediamo come cangiassero le cose a secondo di come gira la sorte. Almeno così potremmo dire che appena volta nella vita ne lo pigliamo noi la soddisfazione di scegliere il destino, invece di essere sempre costretti ad accettare tanto buono che gioca la sorte ne manna. Certo è che trattandosi di malattia non la vuole, non la va cercando, comanda lo destino. Ma per altre cose certe volte si immunuate che ne ci imbellare lo zampeno senza capire in che situazione ne potremmo imbellare. E a questo punto, considerato che potremmo fare che giocavolimo, vediamo che ci succede a Nardo e alla sua famiglia. Se lo destino ci dice di no, è come a me ci potessero cambiare le cose. Se nello stesso minuto lo destino ci dice di sì. Se l'idea vi piace, continuiamo con questo finale. Noi altri ne vediamo dopo. Guarda, potete continuare. Una compagna allora. Io, zio. Ma no, va travaglia tu, mi faccio accompagnare delle mie figlie. Niente, ci faccio lo stesso a Manuela, non accompagna Idra. E per le sorte come a fare? Zio, io ho messo da parte i miei risparmi e poi ho anche soldi che mi ha lasciato la mamma. Ma non la dire manco per babbeare. Ascolta, per l'emergenza ne li pigliamo e partimmo, poi ce li restituimmo. Ah, che gioca a fare a monenne. Il tempo che risistemo la valigia e prendo i soldi. Ma perché ci sta facendo fare tutte queste cose alla Carusa? Non la vimmo noi le figlie. Nardo, un padre campa 100 figli, ma 100 figli non lo campano un padre. Ma che volesse tu dire che le mie figlie non ci venissero con mia? Vedi che le mie figlie sono speciali, se ce lo dico corrono tutte. Tutti avevamo figli speciali, niente ci fa, noi avevamo a Manuela. Ho preso tutto, possiamo andare. Dai, zia, dobbiamo farci forza. Lo zio Nardo adesso ci guiderà e ci guarderà da lassù. Un mese di speranza, un mese d'agonia senza risolvere niente. Povero Nardo, che sofferenza. Mamma, grazie, Ammina mia, grazie. Non poteva tu dire subito che papà era così grave che veniva prima. Non si sente, figlia mia, non si sente. Così non potevo immaginare. Così non potevo immaginare che lo papà mi appare così adesso. Ma se l'avessi saputo, mamma, se l'avessi saputo avessi venuto prima. Mamma! Mamma! Francesco! Sudaio 7 mesi, padre sta leggenda. E arrivai tardi lo stesso. Mamma! Mariuzza! Mamma, perdonami.
venuta a Milano. Avevo un importante impegno di lavoro. Mamma, Michelozzo, mi pareva che abbabbiavamo per farmi scendere la Francia. Michelozzo, E me la pigliai io con cosa. Ora come faccio, come posso godere a mia parte? non c'è bisogno di giustificarmi, perché vostro padre non voleva che soffrivamo Pietro. Pietro resta solo con l'ammeco che non mi potete vedere per l'ultima volta, ma se ne è contento, perché non sapevamo niente di Milano e delle sue sofferenze. Pietro era con le sue figlie speciali e chi era sicuro che se l'avessimo saputo non l'avessimo lasciato solo. E questo è quando lo destino dice di no. Nardo che muore a causa della sua malattia e muore senza avere il piacere di vedere per l'ultima volta le sue figlie. Io manco lo posso disturbare. E che manco si disturbare. Io morì felice e contento che lasciava le figlie belle ricche e sistemate. E che erano contenti a mangiare le grana che tu stesso ci aveva regalato. Certo è, compadre per amore delle figlie ne muore. E Nardo ne morì. E le figlie a me, per amore dello padre, si ci mangiarono le sacrifici che aveva fatto per tutta la vita. Però per fortuna le figlie non sono tutte così, perché ci sono le figlie speciali, che naturalmente sono le nostre, e le figlie normali, che sono tutte le figlie dell'altro. Però quando lo destino dice di no, è meglio fare solo segno della croce e aspettare che passa, perché all'anno a rire, per come stiamo facendo noi stasera a questa commedia, non si ci può chiedere. Ora vediamo che succede a Nardo alla sua famiglia, se lo destino scangia di dirci di no, come in questo caso, si la pensa, ha una sbotata e ci dice di sì. Come accompagna allora? Io, zio. Ma no, va travagliato, mi faccio accompagnare delle mie figlie. Ce lo disse a Manuela, non muole che lo dicimmo alle carose, ne accompagna Idra. Per le sordi come a fare? Zio, io ho messo da parte i miei risparmi e poi ho anche soldi che mi ha lasciato la mamma. Ma non la dere manco per babbeare. Per l'emergenza ne li pigliamo e partimmo, poi ce li restituimmo. Fa che gioca a fare a monenni. Il tempo che risistemo la valigia e prendo i soldi. Ma perché ci sta facendo fare tutte queste cose alla Carusa? Non la vimmo noi le figlie. Nardo, un padre campa 100 figlie, ma 100 figlie non lo campano un padre. E che vuole se tu dire che le mie figlie non ci venissero con mia? Le mie figlie sono speciali, se ce lo dico corrono tutte. Tutti avevamo figli speciali, niente ci fa, noi avevamo a Manuela. E un staino? Come un staino, dottor a Milano? Nardo, io non so come dirtello, ma non c'è bisogno che parti più. Perché? Ma che fa, muro ora stesso? No, è che sbagliai la diagnosi. La diagnosi? Da tozzia mi scombussolò completamente. Poi riflettendo ci pensai che da cosa dura che ti toccava a cane la gola non era un tumore come mi aveva parso, ma lo pomo d'Adamo. E allora?
Nardo è sano come un pesce, non ha niente. Allora fosse pomo che lui sta fuori strada. Purtroppo sì. Nardo, lo capisci, non ha niente, ora è solo un pomo. Ma qui ce lo pesa sto pomo in casa e non me ne ha mangiato. Nardo. Nardo, ora sta bene. Ma cosa ha sentito mai male? È da tosse che diceva tozzia. Era veramente scherzo. Più che tosse, dottore, era allergia. C'ha detto una cosa, lei mi aveva fatto morire, non lo pomo. Meno male che hai il cuore forte. Tutti potremmo sbagliare nella vita, ma mi raccomando, Nardo, non lo dicete a nodo, perché ci vado in mezzo alla mia professionalità. Dottore, per me la cosa resta in queste 4 mura. E poi è vero che tutti potremmo sbagliare, io mi aveva sbagliato. Manuela, lascia stare la valigia che non si parte più. Stai bene. Lo dottore si è sbagliato. Nardo! Zio, come sono felice. Ah, meno male che non ci diceste niente alla carrozza, si viene a allarmare inutilmente. Meno male, perché per la corsa che viene a fare si verranno a sderrupare tutte. Ma che è successo che avete correre il dottore? A niente, mi venne a dire che ha sbagliato a dirmi che era malato. Nardo, ma... A che solo ma compare Girolamo l'analista non si sbaglia. E se sogno veramente malato, come si avrà sbagliato? Compare Toreddo è una giornata di festa, stava morendo a Mesarbaio, era morto e resuscitato. E insomma, compare, moreste o non moreste? Fisicamente no, ma con la testa sì però. E che nuovo modo di morire che sto a metà? Vede che questa moda la portaste tu 20 anni fa quando decideste di non fare camminare più la testa. Sembra presto l'hai portato. Ma che ave Manuela Cacchiange? Piange di gioia con Mare Pinetta. Nardo, ti portai un poco di contanti per affrontare il primo mese. Direttore, ma che sta facendo? La ringraziamo dello suo pensiero, ma ringraziandolo Padre Eterno non c'è più di bisogno. Lo dottore si sbaglia! Ma Nardo! Ma che bella notizia che mi state dando! Quasi quasi io mi sentivo in colpa perché noi stavamo come un anno. Pareva che avessi stato come un castigo di Dio perché noi stavamo facendo. Direttore, lo signor Rosso non è vendicativo. Certe volte si monoage che ne a cercare l'occasione. Vero è. Ma che stavamo facendo? Saggio zia Denardo, vi è venuto un cane. Ora si crede di essere l'asuro dello direttore. Ascolta, siccome l'abbiamo a manana banna, se la sta portando in già. Che cuore nobile che hai messo il direttore. Una volta che si fissa che era masuro la poteva dare alla gente. Ancora a casa? Ma che ci parli a fare ancora con questo malatezzo di naso? Arredato se te vedi. Bene che fate vedere. No, non c'è più bisogno. Il signor Leonardo ha deciso di morire. Lo senteste? Meglio schietta e sola che vedova e senza la grazia di Dio. Vattene in già che ora è tiongio, forza, cammina, dai. Sì, vattene ancora a casa. Meno male che ci restaste solo tu, lo fratuzzo mia che mi fa compagnia. Sì, vattene. Diretto a mia mi dispiace che ci accollai a ridere a Sosuro, ma mi scarso libero che a ricco vincolato. Ha ragione caro Nardo, io mi da come a te la penso. Meglio essere scarso, ma libero. Ma che vuole dire? Nardo, a me cangiare le carte con masuro. No, mi mendoasse che a Sosuro che per me le cose già finito. Io mi tigno le ma debite e lei si tiene a ridere a Sosuro. Nardo, ma tu non avevi né debite e manca masuro. E allora quale carta andavo a cangiare con Sosuro? Nardo, se prima sapeva maritare io, ora mi voglio maritare io. Non mi dicesse che vuole a mia moglie? E perché no? Signor direttore, io la ringrazio per la sua preferenza, ma io preferisco il debete di Mamareto. Grazie. Tutta più se si accontenta ci posso dare a ma con Mare Pinetta. Ma che sogno di riserva è? Ma io stavo scherzando. Ad essere sincero, caro Nardo, quando io avevo venuto qua, quasi me ne avevo penduto a fare la proposta perché mi rendevo conto che potevo turbare la serenità della vostra famiglia. Poi invece avete questa bella carusa qua. E mi posso continuare questa sceneggiata capo di Dio per poter cercare di stare vicino a io. Di quando che l'avete non ci è dato più sonno una cosa.
È la vita bella che voleva fare. Ma chi già era la testa che ragionava a modo suo? Si vede che non sono piaciuto tutto d'un pezzo. Lo cuore è una banna, la testa è un'altra banna. Anche se la testa mia mi portava a ca, lo cuore mi faceva ragionare. E un cuore innamorato, caro Nardo, non si comanna, perché comanna e vince contro ogni volontà. Ora che si sta presentando questa occasione di conoscere questa bella carusa, e io la volesse presentata. Che Indra mi insegnasse che significa avere una famiglia. E me la voglio fare pure io una famiglia come la vostra, Nardo. Ma la sua libertà, la proprietà. Ma che buona che sono di fronte a una vita serena e dignitosa che ti potesse dare una carusa come chissà. Direttore, vedesse che mia nipote è una cosa seria e non la potremmo tirare in ballo per un semplice capriccio. Nardo, ma che serio di come ti stai parlando, come te l'hai a dire? A sulla vita provo emozione che non hai provato mai per noi. Se è così come dice lei, direttore, io non posso essere altro che strafelice per Emanuela. D'altronde anche lei mi ha dimostrato di avere tanti sentimenti. Ci sa parlare. E vede che ne pensa Ida. Va essere Ida a decidere. Compa, se ci vuoi dare veramente a mia moglie, vedi che la convincio io e ne la spartiamo, due l'uno. Ah, va cominciato solo, va con me. Per favore non parliamo più di solo che Indra, va bene? Zio, scusa, io mi allontano un attimo perché c'è il direttore qua che mi vuole parlare. Vai, tanto sei in buone mani. Comba, ma che vuole sto direttore della carusa? Ci va a fare rapere o le brette alla banca. Ah, è che ave sordi, ave. Vuoi sapere quanto ave? No, che c'entra? Io era tanto per saperlo. Ma scusate, comma, ma io ancora non ho capito questo signor Leonardo che vuole morire. Niente ci fa già morire. Meschino. E qui è? Se muore. Allora se non c'è più bisogno di me, io me ne vai. Certo, una volta che muore. E mi raccomando, Nardo, tenete stretto il nostro segreto. Quale segreto? E niente, lo dottore mi aveva sbagliato la diagnosi e mi aveva fatto morire. Nardo! Ma se sto dottore sbaglia sempre, non mi può fare una visita mia? Però, dottore, una cosa ce la voglio dire, lo suo sbaglio fu insertato. Lei mi salva veramente la vita. Vero? Questo almeno lo posso contare. Va bene, va, facciamo finta che manco non mi visto, che è meglio. Arrivederci. Arrivederci. Con Mare Pinetta, come vedeste, lo dottore Sidney, stiamo tutti bene. Ma che fa, mi state mannando? No, che c'entra, era solo per ciaguellezzare te. Giusto, una volta che stanno tutte buone, ne potremmo irindere. Hai solo restai lo malato. Comba, mi vai a Corco, che domani ci tocca whisky a Garibaldi. Veramente avesse essere Marsala. E che sei zozzo, whisky e la cane non c'è caledro. E allora cerca di non farlo ubriacare. Bene, amoneca, ma compare è stanco e comincia a sparlare. Buonanotte. Buonanotte. Mi pare che mi stai srovigliando da un incubo. Ma che bello lo direttore che si porta già in Gianmanuela. Si innamora di Ida e ce lo sta dichiarando. Vero, che bello che se che fosse un vero matrimonio. Lo direttore si dimostra una persona molto sensibile e generosa, degna di Manuela. Non ci fosse meglio soddisfazione per noi. Anche se le nostre figlie non sappiamo fare un matrimonio così importante. Noi l'abbiamo lasciato libere delle loro scelte, non ne potremmo rimproverare proprio niente. E che ti avessi da rimproverare proprio tu, che ha dato la vita a Piegge. Gli ha fatto solo il dovere di padre. Nardo, ho appena finito di dichiarare il mio amore a Manuela. Ehi, già che desse? Senti, te fallo parlare. È stata presa all'improvviso da questa mia dichiarazione. Allora? Ma te zitti. Mi ha chiesto del tempo. Quanto? Il tempo necessario per parlare con Boace. Con Nuage. Certo, dovete essere voi a darmi il vostro consenso. Cara Emanuela, la decisione va essere tua. Io con tutta Carmela potremmo solo dire che siamo contenti se questo matrimonio si fa. Perché sogno lo direttore della banca? No, perché lei, quando venne a Andura a portare nelle sorde, ne dimostra che aveva un cuore meglio di come avessimo voluto che avessero. Ma che sciogli lingua? No, constatazione di fatto, purtroppo.
Ma allora acconsentite al mio fidanzamento. È più fino lo matrimonio. Zio, sono veramente felice di essere una ragazza così fortunata. Questo è lo premio della vita che ti toccava. Carmela va a telefonare al tuo figlio e ci do subito la bella notizia. E ci dice che si preparano tutte a scendere a per lo matrimonio. Li voglio tutti qua. A questo che ci pago il biglietto dello viaggio via. Ma ora le grana vanno però. No, direttore, se mio marito vuole le sue figlie qua, meglio che lo biglietto ce lo paga. Direttore, che fa? Me le presta 100.000 lire che ci va a fare solo il biglietto alle carrozze. E comincia a stare con le debite. Per amore delle figlie, questo è altro. Appena mi daste una bella notizia vieni subito. Che veniste 15 giorni prima? Certo, me ne godere a Manuela. Manuela! Mamma! Non sia dentro! Papà, correte in cerimonia! Sogno felice ci sogno! Auguri, mamma Manuela, auguri! Piacere! Mi guadagnare sta licenza premio, bravo, l'evento. Mariuzza! Che gioia! Sono venuta prima per organizzare la festa. Michele! Che bella sorpresa mi fece Manuela! Michele, ciao! Complimenti, complimenti! Se lo desse che venivano tutte le nostre figlie quando sapevano la notizia. E se ce l'avesse detto me te quando abbiamo a Ghiera a Milano, ne l'abbiamo appena spuntato tutte giane con le borse piene di grana per aiutare. Te l'ha detto sempre che noi avevamo figli speciali. Con ma, tu ti sei ricambarato le tue figlie per questo matrimonio. Adesso mancava solo Michelozzo e Ghecca. Ora finalmente siamo tutti presenti, compresi voi che siete gli invitati speciali. Quando c'è da mangiare sono tutti presenti. No, caro compare, mi dispiace ogni cosa e mio figlio sono sempre presente nella gioia e nel dolore. È solo questione di tempo, ma prima o dopo arrivano. Ma che potere! A niente, dipende dallo treno che pigliano. C'è chi arriva in ritardo e c'è chi arriva in anticipo. Permesso? Buonasera. Buonasera, dottore. Grazie dell'invito. Prego. Sono venuto a ringraziare di persone. Prego. Ma Manuela è lo direttore. Quanto ve gli hanno a fare? Tutte che ci vuole mannare lo segnerozzo. Lo sapesse avere problemi. Non le mannate di ma compare l'analista. Che una sentenza senza remissione dei peccati. Non è con questo bravo dottore che prima dice una cosa e poi la cangia. Nardo, ma che c'è con dai? Chi ci ha detto dottore tutte cose eddo capello? E per capello è dottore, la cosa è grave. Ma comunque ormai è acqua passata, che l'importante è che siamo tutti qua per festeggiare. Vedi che manca una persona, compa. Ha dato zia, chi da forte, che fa la vai a chiamare? No, non era chiamare noi, la sala sta una e fatte tua, lo de qui a commentare. Lo vedeste, un è più bello sul secondo finale, scancio di lacrime e chianti, gioia e felicità.
Nardo e Carmela sono felici che finalmente hanno le figlie qua. Le figlie sono contente che si lavarono la coscienza visto che non ci fu bisogno di ir a Milano per sopà. Lo dottore è contento perché ormai lo sbaglio che feci è acqua passata. Turiddu e Penetta sono felici perché finalmente sono gli invitati speciali. E chi? Io sono felice per questo matrimonio che stiamo a fare questa bella carusa qua. No, ti sta scordando di mia, caro bello fratozzo. E io mi dai sogno contento e lo sa perché? Perché, visto che ti marete, tu mi lasciare tutta la tua proprietà. E invece, ognuno resta padrone della propria parte. Perché domani mi marito io. Ieri aveva venuto qua per presentarci allo signor Leonardo, un vero uomo, sano e pieno di salute, no porrete in malatezza come io, già se perdone. Quale madone? Già se. Che? Questo è lo mazzetto. Mi vuole bene che io sai della vista di lui e non si lamenta mai di niente di che giocateco. Che? Questo è l'uomo della mia vita. Ma quale gita? Sì, la gita che andiamo a fare per lo viaggio di nozze. Mi è godere la vita, mi è spenne tutte le sorte e se non resta tempo lo facciamo un veglio. Brava, mi piace lo coniglio. Chissà se che è una madre moderna. Umba, ma che sto qua? Non è niente di sano. Ma secondo te almeno da cosa ci funziona? La fortuna sua è che non mette una lavammente.